È l'ultimo atto di un lunghissimo iter, le 5 prescrizioni esecutive da calare nel nuovo piano regolatore generale di Agrigento, di cui si è cominciato a parlare oltre 20 anni fa. 5 piani particolareggiati che interessano altrettante zone della città. Quella a nord in territorio di San Giuseppuzzo e le rimanenti 4 concernono la zona sud-est delle Dune, Viale Cannatello, Contrada Cugnosala e all'estremo lembo della zona del Villaggio Mosè. 5 piani elaborati dalla stessa equipe di professionisti e tecnici che hanno redatto il nuovo piano regolatore. Adesso si attende il passaggio in aula, superato il quale il PRG diventerà operativo. Finalmente si porta a conclusione un percorso amministrativo che nasce addirittura nel 96, perché nel 96 si dà avvio alla revisione del nuovo piano regolatore generale, approvazione definitiva del piano regolatore generale che avviene nel 2009. È dal 2009 a oggi che sono state fatte le prescrizioni esecutive, e cioè i piani di attuazione di questo piano regolatore generale. Per cui siamo pronti a portarlo in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e quindi finalmente dare le risposte che i cittadini aspettavano e aspettano da questo piano regolatore generale. Piani di attuazione che sono praticamente 5 piani che riguardano la città istituzionale, il Villaggio Mosè, il Viale Cannatello, Viale delle Dune, diciamo della città a nord. Seguendo le indicazioni del Consiglio Comunale, sono state realizzate, sono state anche calate nel tempo tutte le osservazioni che erano state fatte, approvate chiaramente dal Consiglio da parte dei cittadini e poi approvate anche dal Comitato regionale. È una pagina importante finalmente che andiamo a assegnare della nostra città, che va a sbloccare finalmente lo strumento amministrativo di pianificazione territoriale, che dà una svolta, ecco, significativa e che andrà a segnare il futuro anche economico di questa città. E quindi come cambierà Agrigento con il PRG? Cambia nel senso che si dà attuazione a tutte le indicazioni previste nel piano regolatore generale, quindi in tutte le zone che sono previste di realizzazione della città istituzionale, della viabilità, della residenzialità, nei vari comparti che verranno realizzati, i cittadini finalmente potranno andare a realizzare le loro aspettative.